Bene, fra poco è in arrivo la Befana. Voglio ricordare, quest'anno la Befana arriva attenzione, dalla Cappadocia. La Cappadocia è una regione dell'Anatolia, della Turchia centrale. E sapete? Si segna colpi, si fa una. Bisogna gliene portare un po', ma andiamo prima a casa a cucinarle. ma caro PM, lui fai un avvocato o fai il contadino? Cosa vuoi che dica ormai che c'è una inflazione degli avvocati? Una roba va e altra. A chi tu anche il comune qua via il conte e si ricorda quello della sveglia lui. E te vedi subito come che te sei caro! Va caro, va, sentate qua, che qua che si sucche e vinovo scorrese da fuoco! E che sarebbe anche che altra a dire la verità. Succa, castagne e vino nuovo, culo mio te provo. Ah, ecco, proverbi le Siamo davanti a Cesare qua, avvocato, non stai a parlare mai. Posso farlo? Volevo dire, se me hace finire, resta un anno di meditazione. Si sa meglio, ma in che senso? Tutta la provincia del Paolo, Campo Sant'Irese, il comune di Via il Conte, e stai a guardarmi mai lui, che mi fa diventare tutto rosso. Signor giudice, invece di parlare di anno, si ricorda che c'era da parlare di un'altra roba? No, non mi ricordo, io avevo una certa età, Dei tacconi. E i tacconi, ecco i tacconi, quello sì, era dire a tua sui tacconi. Dico a mia, no, perché sono foresta, veramente mi romagna fuori tutto, dico la verità. E ora mi comincia a fare, che era linda un poco la cosa qua, e avevo tacconata stata, ma va bene, adesso per quello che andiamo a fare. Va bene, ma stavolta via, c'è tempo, lei, c'è tempo. E ora continuando, tira ancora! Tira! Ecco la assistita! E ora, questa è la vecchia, detto tra l'altro senza che ascolta gli avvocati. Cosa sei che gli fermo della vecchia? Attenzione, lui non ha sentito niente, no, non ha sentito niente. Andiamo avanti con questo processo, avanti piano a passare. Sì, ma altri volete sempre fare cose del genere. La capuzza, la cacozza, si sempre in guerra, voi altri davanti, si sempre in guerra, e invece mi sopra la pace e l'amore. Ma c'è descritto la pace e l'amore. Va bene, e so collega qua che gli ha detto collega prima. Io vengo aiutando, infatti i nostri scienziati politici che sono a Venezia gli hanno proposto il patentin per la raccolta della flora spontanea, robe da matti. Dopo il diametro dei cetrioli venivo fuori questa dell'ultima. Ah, sì, cari, questa c'era la necessità che avessimo nel Veneto. Che aveva promesso meritava Brusai in agosto. A stare che a femmina per piacere. Pensava che oltre alle disgrazie fatte, anche se anche qui che aveva promesso, aveva detto che il nuovo presidente della Repubblica Italiana sarà niente manco che Prodi. Io pensavo, robe da matti, ma torniamo qua via il conte. Invece farai so promesse, l'aveva detto che chiamata lì al giorno giudice. La riga. Sentivo da qua. Da qua, vedi ancora qui che hanno passato questa. Dall'odore di sicuro di questa qua. Mica lo concludo con la riga. E portare via l'oro a lui. Io via come stasera. Grazie, ma tenga a distanza per piacere. Anche se sappiamo che comanda è femmine. Visti gli atti esposti dall'accusa, sentio che il foro infaro della difesa, ma chi che non sa infaro vuol dire moribondo o mezzo morto, constata, fermo con che su che è il peso delle bombe in guerra, constata che quanto si sta detto si sta anche fatto. Chiedo che a fare da giuria anche per fare la curta sia il popolo qua presente
Tiende freddo, scaldata fortuna la cioccolata e dal brûlé. E ora, sentiamo adesso, voglio sentire, perché qua si decide la serata. Cosa gli fimo di Aveccia? Astenuti, contrari all'unanimità. E ora, popolo di Via il Conte. Il coltello. Sì, e continua a dire ora. Popolo di Via il Conte. È una Va cosa bene. mia che tutto quello che ho scritto sul giornale è siccome promesse elettorali per quarti Ma rima. Cos'è che comanda? Vox Populi, Vox Dei. A decisione se sta già femmine, uomini e putei. Direi a basso che apportiamo in noi che si merita. E pertanto dichiaro ufficialmente Brusevo Aveccia! mi raccomando, stai attenti che Cos'è? Una gabbia, Norma. Che non c'entra niente qua, Norma. Eccola che a parte già. Che c'è sempre qualcuno che domanda perché non si ricorda bene come che sono i proverbi. Allora, le usanze che il demonio era Dio scampare in furia. Se cadeva a vecchia o il paio, portava mai, quindi aveva da restare in piedi su alcuni posti addirittura per 8 giorni. Le faive a direzione quindi è il sinonimo di presagio per l'anno. Altri vi ricordate di sicuro, quasi tutti conoscete degli amici o dei conoscenti che si chiama o Garbin o Furlan. Allora, Garbin è un vento vorticoso che si dirige verso sud-ovest, quindi verso sera, nord-est. Quindi il terreno sarà secco, che vorrà dire che se poco raccolto. Riassunto, il proverbio dice: se le faive va il Garbin, parecchia il caro per andare al mulino. Se il furlan le porta a mattina, ciappa il sacco a cercare farina. E tutti i due riassunti in quello che di solito si ricorda più facilmente: se le faive va a sera, anta pointa sua caliera. Come vai ste qua? E ieri devo dire che dopo in Emery prove e sport commentare è arrivata iniziata la presentazione del progetto. Ieri